Chiaramente non sei soddisfatto di questa prova, questa sconfitta 2-1, però loro avete giocato più o meno per parecchi minuti nella stessa maniera, nello stesso modo. Poi avete sbloccato il risultato, poi lì che cosa è successo? È una partita in cui gli episodi hanno fatto la differenza. Infatti in diretta avevo detto o succede qualcosa o non si sblocca. Sì, abbiamo fatto gol su una bella azione, poi però quel gol alla fine del primo tempo su quella palla deviata è stato un episodio importante, e poi il secondo gol su palla inattiva, quindi sì, gli episodi oggi sono stati importanti. I ragazzi secondo me hanno fatto una buona prestazione, come al solito. Dispiace, però fa parte del nostro percorso, dai, anche a queste situazioni impareremo qualcosa. Chiaramente. Avete avuto dei momenti in cui sembravate comandare la partita, poi degli altri momenti in cui la comandavano loro, quindi questa è stata un po' l'alternanza. Sì, è stata una partita abbastanza equilibrata, secondo me, ripeto, abbiamo fatto quello che avevamo provato, avevamo in mente, dopo come spesso succede l'episodio svolta la partita, per cui testa bassa, continuiamo a lavorare e anche, ripeto, da queste situazioni qualcosa impareremo e fa parte del nostro percorso che dobbiamo portare fino alla fine. Ecco. Insomma è un campionato che non potete lamentarvi. No, i ragazzi stanno facendo bene, se non è promossa sicuramente per noi ogni domenica è una sfida importante. Ripeto, dispiace per non essere riusciti a muovere la classifica ancora. Sapevamo però che trovavamo una squadra, l'Eclisse, in salute, arrivava a 7 risultati consecutivi, che non è un caso. Però, ripeto, oggi la prestazione c'è stata, ci portiamo a casa quella che è fondamentale. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Ringraziamo Bertolini, mister appunto della compagine del Dolo.